Son stas presentas vue a Udin, te giornate internazionali de Lenghe i risultati de fotografie linguistiche palan scolastic 2025-2026. Il questionario anonim che mostra la richiesta des competencies linguistiches de studentessis e dai students de prime superior in Friul. L'attività è promovuta de rete di scuolis superiors la Lavagne plurilingal. Di questo fevelarin con Matteo Fogale dal coordinamento dalla Lavagne Plurilingale con Gabriele Zanello, direttore dal CIRF, il Centri Interdipartimental per lo Sviluppo delle Lingue e de Culture dal Friul. Nestri sospis da queste puntate di Vueo Fevelindì che potete ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it. Un buon dopomisdea a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori de bande di Erika Dami, dai studi Rai di Udin e un benchiatata ai nostri sospis Matteo Fogale e Gabriele Zanello. Doi subite la paraule a Matteo Fogale per spiegarci che è la fotografia linguistiche e c'è mod che vengono realizzate. La fotografia linguistica è un questionario anonim che viene dato ai studenti di prima e superiore, per il caso qui, che viene fatto in forma digitale, che al CIR di capire quale che è la situazione linguistica dai studenti, in sostanza. Quindi io ne prime parle che si capiscono su informazioni generali sulle lingue doprali in famè. Dopo io ne parlo che si domanda una autovalutazione delle competenze linguistiche che gli studenti hanno. Dopo io ne parlo che si domanda anche sull'uso delle lingue dentro del loro famè, sull'uso delle lingue che loro conoscono fuori dall'ambiente famè, su quali lingue che dopo in termini di comunicazione e di che stanno vengono anche le domande su quali lingue che hanno studiato ai livelli di scuole prime e di scuole secondarie di secondo grado. Provinga da anche un'idea di troppi frutti fantastis, no? Che sono stati coinvolti da questo progetto, perché la fotografia par da bon, no? È un scandai articolato anche per il numero, no? Di persone coinvolte e di scuole coinvolte. Sì, le scuole, come da sulle scuole non mi visi di preciso, ma mi pare che sia di 9 che stanno passati ieri in 11, ma i numeri sono più o meno che che stanno venuti 1650 studenti circa, e dunque che sono equivalenza più o meno 100 classi primis. Naturalmente è da dire che non è un campione statistico, che non è un'indagine statisticamente precisa. E io ne fotografie di una situazione e vengono fatte principalmente per un uso didattico le bande dai insegnanti, ma e poi anche un minimo di valenza. Ecco, io chiesto allora o dare le parole come a Gabriele Zanello proprio sulla fonte dice che tu non stavi dicendo come Matteo, perché Gabriele Zanello è importante un scandai di queste fatte, qual è il suo valore? E dopo la Renga Viodice che l'è venuto fuori appunto. Buondì a tutte e a tutti. Allora, questi scandai, condotti che come diceva Matteo, hanno là una rilevanza statistiche precise, diciamo così, e al vogliessi prima di tutto un imprest in manda insegnanti e anche, diciamo così, un simbolo, un elemento simbolico per le famiglie. Perché è importante per gli insegnanti e perché è importante anche per le famiglie? Per insegnanti perché io ho insegnato sia in da urta alla scuola secondaria di secondo grado e a poi per esperienze dirette che purtroppo di bande di time collegas con delle eccezioni per l'amor di Dio, però noi anche una coscienza chiare dalla diversità linguistica che loro acchiattin in una classe. Alla superiore, alla scuola superiore, diciamo così, alla scuola secondaria di secondo grado, spesso insegnanti si disinteressano dal plan linguistico dai frutti. Di una bande che non è accettabile perché qualsiasi didattiche e a sé impostate su una conoscenza un'evore precise dal background linguistico di ogni singolo frutto. Di altre bande si tratta anche di alc che alla di sé valorizza massime da insegnanti di lingue e da insegnanti di lingue italiane. Dunque, aiutare e insegnanza a rendersi conto di ciò che loro e anche al tesauro anche
che loro hanno dalle classi, anche se queste esaur qualche volta al vendiodut anche un ostacolo per la didattica, no, invece tale è un lavoro importante. Per le famiglie perché che è importante che se di le famiglie di chi, se di che hanno un background migratorio, accettino che le conoscenze linguistiche dai frutti sono rilevanti, sono importanti per le scuole, anche per loro non sono un ostacolo. Allora bisogna dire che le diverse comunità, per esempio di famiglie che hanno un background migratorio e hanno atteggiamenti un lavoro differente nei confronti delle diverse lingue. Sono delle comunità sulla che la lingua aveva un lavoro preseade e sono delle comunità sulla che invece la lingua aveva lasciato di bande per puntare da ormai a una integrazione dentro la nuova realtà della che si chiama. Dopo che sta dipinto anche un gruppo dalla prospettiva di una famiglia, hanno voglia di fermarsi chi per sempre, hanno il desiderio di tornare un domani in una situazione di migrazione temporanea e così. Questa è rilevante anche tra gli usi linguistici delle famiglie, dei genitori, fra i frutti, fra i figli, fra di loro. Ma anche tra le famiglie di chi, anche tra le famiglie di riunde furlane, dicono così, ha possibile di qualche volta la volontà di lasciare di bande, per esempio, la lingua minoritaria, in questo caso il furlan, passare da ormai all'italiano senza valorizzare invece la diversità linguistica che è un lavoro importante per lo sviluppo cognitivo del gruppo. Sì, anche perché no, la scuola ha una grandissima responsabilità proprio anche di sensibilizzazione, il fatto di sentire che noi abbiamo una coscienza delle diversità linguistiche, fevelandi lingue appunto differenti, no dome che furlane, no dome che sminorizzate, comunitari, se viene davanti, insomma, alle significative che è passaggio. Bisognerebbe lavorare un lavoro in questa direzione. Non sai in che maniera, Gabriele Zanello? È che questo è un lavoro difficile, perché lo sconti una roba, le settimane passate tu ne convigne a Pavie, anzi 2 settimane fin da ora, al passo di corse, si interrogate proprio sull'atteggiamento che all'ete nei confronti delle lingue minorizzate e in generale nei confronti delle diversità linguistiche. In un questionario che riguardava gli insegnanti, si è reso conto che dalle 3 comunità che stavano esaminando, la comunità furlane, che ladine e che sarde, sono atteggiamenti un lavoro differente dai insegnanti dai confronti dall'accettazione, per esempio, dall'insegnamento della lingua minorizzata dentro le scuole. Però c'è che lei a vonde comune, anche se in grande differenza tra le 3 comunità, è che i frutti, per solito, hanno anche un fastidio. I frutti sono un lavoro maleabile, un lavoro plastico, così, dai confronti dall'insegnamento anche dalle lingue minorizzate, lasciati volentieri. Il grosso problema che insegnanti acchiati in massima che in Friuli è che di sensibilizzare sull'importanza della diversità linguistica i dirigenti scolastici, i colleghi, e chi noi differenza fra chi che viene di chi e chi che viene di fuori, e la famiglia. Questa è la grande preoccupazione che hanno i nostri insegnanti, che in qualche modo hanno a cura la diversità linguistica tra le classi. Dai frutti loro non sono preoccupati, ma sono preoccupati dall'accettazione di questo insegnamento fra queste 3 categorie, dirigenti, colleghi e famiglie. Una sfida grande che però va affrontata, no? E ho disarresto anche da Urman. Quali sono allora stati i risultati che sono venuti fuori di che scandai? Le domande se sono diverse, dunque analizzare i risultati è un lavoro che poi si fa di tanti punti di vista. Chi, dal mio punto di vista, potrebbe concentrarsi un momento sulla situazione delle lingue furlane, che probabilmente è ciò che mi interessa di più in questo contesto, e dunque poter dire qualche risultato generale. Per esempio, hai domande quali che sono le lingue che te fa me vengono fevelate in maniera abituale. Studenti hanno spinduto più o meno in queste maniere. Il 91% ha detto che in maniera abituale si dopre l'italiano che lo fa me. Che dopri in maniera consistente dentro le famiglie, il furlan sono circa il 38%, che il 38% probabilmente dopre anche l'italiano famiglie. Allora, il 38% di famiglie se hanno un uso rilevante dal furlan in chiesa, esaltanto isal poco.
dipende, dice bande che se voi di di la roba, che naturalmente ha un valore medio, perché se no o confrontiamo i risultati a Glemone, questa percentuale è dal 54%, a Tumiec e va su al 61%, a Udin invece è dal 30%, dunque e sono valori anche a vonde differenza secondo la che un altro dato interessante è troppi slenghi che vengono inservelati dentro le famiglie. Le famiglie che si dominano le lingue sono il 46% e invece le famiglie che si dominano a manco il dos lingue sono anche qui il 46%. Che restano è un 6% che dominano 3 lingue in famiglie e dopo un percentuale sono più bassi, 4 o 5 lingue. Un'altra informazione interessante è la lingua che gli studenti hanno il giudizio doppia per compilazione del questionario, perché il questionario poi si compila per italiano, per furlan o per inglese. Il 91% dei studenti ha il giudizio italiano come lingua di compilazione, il 6% l'inglese e il 4% il furlan. Un'altra informazione che penso può essere interessante è la rilevazione delle competenze linguistiche per furlan che gli studenti danno. Quindi è un'autovalutazione. E lì, tutti i 1700 studenti, voglio dire che hanno un 30% che dichiarano di non capire il furlano, un livello di competenze zero per comprensione orale. Però hanno un disegno superiore un 55% che dichiara una buona comprensione della lingua furlana, 15% che il resto ha una comprensione di disegno iniziale. La mia sensazione è che tendenzialmente anche quelli che declarano di non capirlo e declarano di non capirlo più perché non hanno mai provato che non per una reale capacità di comprensione, però questa le cercano di i fantassi. I risultati. Matteo, ho poco tempo a disposizione, ti domanderei dopo la sala parole dalle a Gabriele Zanello anche una considerazione sulle lingue studiate a scuole, perché vengono fuori anche cade das interessanti, no? Sul percorso precedente. Sì, è un dato molto interessante perché allora, per capire che bisogna però di una roba che gli è chieste. Se non è la percentuale di studenti che declarano di avere una capacità di produzione orale per furlan, buone o ottime, lì ovvio dire che questa percentuale è lui manco dal 38% superiore. Che è esattamente la stessa percentuale delle famiglie che si fa vele a furlan in chiesa. Ma se non è di studenti che declarano di aver fatto attività per furlan per scuole primarie e che dunque probabilmente hanno fatto l'opzione per il furlan, questa percentuale è una volta più alta, perché così donde dal 70%. Percentuale media dal 62%. O se veramente in serradure, dunque domande in 30 secondi a Gabriele Zanello, quali riflessioni che si possono fare sulla fonda di Chest Das? Ma assomda le riflessioni diciamo così, una vore problematiche, nel senso che per ogni grado di scuole bisogna lavorare in maniera una vore mirata. Per l'infanzia, per esempio, per mio conto, è fondamentale che si fa in modo che la prima socializzazione e acchiappa in considerazione anche il furlan. Come la prima socializzazione avviene per italiano, a differenza di ciò che è succeduto anche io ripicciolo, o anche Matteo le ripicciolo, la prima socializzazione non viene promovuta per furlan dalla scuola dell'infanzia, o al succede in pochissimi casi. Dalle scuole primarie bisogna che siano persone competenti, che sanno affrontare fa insegnanti, che sanno affrontare anche la questione della apprendimento della lettura e della scrittura per furlan, in modo che i frutti con che imparano a scrivere per italiano non imparano a scrivere non per italiano, imparano a scrivere anche per le diverse lingue che loro studiano e anche dalla lingua furlana. La secondaria di primo grado è la fase più difficile perché è la fase dove è l'età dove a livello cognitivo si ristrutturano le competenze linguistiche e si può portare proprio ad abbandonare le lingue che l'ottica dal frutta coventi di manco e allora si abbandona la lingua furlana. Insomma, ogni grado di scuola ha bisogno di un'azione mirata e non può implantarsi purtroppo
purtroppo davanti di una realtà che è un'evore complicata. Io ringrazio Matteo Fogale e Gabriele Zanello per essere stati con noi, per aver scontato la fotografia linguistica, attività che io dicevi promovute dalla Lavagne Plurilingual, finanziate da Arlef con la collaborazione di diverse diestra, cui docuscuele, CIRF e centri internazionali sul plurilinguismo. Sente lunis dopo misdei, gli orari di programmazione di trasmissione torneranno a essi che di sempre, dunque la mattina ai 11:10, dopo misdei ai 3:15. Mandi a tutti e a tutti.